ora è ufficiale, Mauro Icardi è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Si chiude così la telenovela relativa al calciatore argentino, che passa in prestito al club parigino. La notizia arriva quando in Italia il calciomercato è già chiuso e a un'ora dalla chiusura di quello francese. L'ormai ex attaccante dell'Inter ha accettato il rinnovo di un anno, fino al 2022, con il club nerazzurro a 7 milioni di euro a stagione e il trasferimento in Francia in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni. Icardi ha svolto le visite mediche, mentre in sede la moglie e agente Wanda Nara definiva i dettagli dell'operazione. L'Italia di Mancini inizia il cammino di preparazione verso le sfide contro Armenia e Finlandia. Sicuramente mi fanno comodo, mi faranno comodo più avanti, però a me non piace neanche fare queste cose, di lasciarli a casa per punirli così, però è anche vero che sono giovani, noi gli abbiamo dato una grande possibilità e spero insomma, che serva a loro per il futuro. Ecco, è chiaro che comunque poi se meriteranno li chiameremo, però loro devono imparare che bisogna comportarsi per bene, perché un professionista deve essere serio sempre e quindi avendo avuto loro una grande chance nonostante fossero così giovani, io credo che insomma, gli possa servire molto di più di una convocazione. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta la situazione dello stadio San Siro. Ecco, su San Siro invece ci sono novità dopo la pausa? Su San Siro il punto è da un lato le società ci hanno dato della documentazione che mira a chiarire il loro progetto per quanto riguarda lo stadio e quello che succede intorno allo stadio, quindi di fatto loro non stanno parlando dello stadio solo ma di uno sviluppo urbanistico, un po' perché quest'area può meritare un'evoluzione, un po' perché è abbastanza chiaro che il ritorno economico dell'investimento sullo stadio non è semplice, lo può diventare un po' di più se ci sono altri sviluppi. Noi abbiamo preso atto, quello che chiedono oggi non è in linea con le nostre regole, ma lasceremo al Consiglio Comunale. Da quando è arrivato in MotoGP ha fatto piazza pulita, tabula rasa, mettendo gara dopo gara, mondiale dopo mondiale, tutti dietro di sé. È inutile girarci intorno, Marc Marquez è in assoluto il pilota più forte del mondiale. Se si è il talento più cristallino che sia mai sceso in pista nell'era della MotoGP moderna non è facile da dire. Fare paragoni con piloti del passato lascia sempre il tempo che trova, moto diverse, tecnologie differenti. Quel che è certo però è che nonostante nelle ultime 2 gare del mondiale sia stato beffato prima da Andrea Dovizioso poi da Alex Rins, il mondiale, l'8º della sua carriera, è già nelle sue mani. Il presente dice che ci dobbiamo abituare a vivere stagioni dominate in lungo e in largo dal numero 93 della Honda. Gli avversari provano a mettergli i bastoni fra le ruote in ogni gara ma con scarsi risultati. La Yamaha sta cercando di colmare il gap con Honda e Ducati. Qui forse la variabile impazzita potrebbe essere rappresentata da Fabio Quartararo, che magari un giorno vedremo su una M1 ufficiale. Nei box Ducati da qualche anno a questa parte il team di Gigi Dall'Igna sta portando avanti un lavoro tecnico senza eguali. Ogni anno la rossa migliora e ad oggi può essere considerata la migliore moto del mondiale. Basterà? Non è dato saperlo, per il momento dobbiamo abituarci all'idea di un mondiale tutto marchista.